Passiamo invece ora a parlare di calcio. La doppietta di Bomber, Ferretti e il rigore salvato da Sartorello mantengono imbattuto il Treviso e la testa della classifica. Il servizio di Nicola Brillo. Una doppietta di Ferretti e un rigore parato da Sartorello mettono KO la Pro Patria. Per il Treviso significa primato in classifica e imbattibilità tra campionato e Coppa Italia. Alle spalle in classifica c'è ancora il Casale che ha battuto la Giacomense. Nei primi 15 minuti di gara è la Pro Patria a partire meglio. Sartorello fa un miracolo su Cortesi mentre Bruccini da lontano manda la palla fuori di poco. Poi piano piano cresce il Treviso di intensità fino al 27esimo con un contropiede, cross di Giorico e gol di Ferretti. 3 minuti dopo nuovo cross di Spinosa ancora per Bomber Ferretti che si libera di un difensore e segna. Reazione della Pro Patria, 40esimo, cross di Moro, Di Girolamo tocca di mano ed è rigore. Sartorello fa il miracolo, Serafini sbaglia e sul recupero ci riprova dalla Costa, ma Cernuto salva sulla linea. La seconda metà di gioco fila via più tranquilla, prime due azioni a favore del Treviso, ancora con Ferretti, ma non impensieriscono l'estremo difensore del Pro Patria. La reazione degli ospiti è timida, ci provano con Giannone al 68esimo e al minuto 73, poi Bonfanti in contropiede. Infine al 93esimo è Bruccini a sparare alto. È stata dura, la Pro Patria ci ha messo sotto per lunghi tratti, lo sapevamo, noi abbiamo sbagliato, ci abbiamo messo anche noi del nostro, però io sono molto contento dei ragazzi perché arrivare alla settima mi sembra il campionato, confermare la prima posizione di classifica, soffrendo in questa maniera e sapendo soffrire, è un'altra nota di merito di questa squadra. Ferretti ha confermato un fiuto del gol straordinario, sostanzialmente 2 occasioni e 2 reti. Sì, hai detto bene, è stato poche occasioni, oggi è andata bene, sicuramente dobbiamo crescere sotto l'aspetto di gioco. Oggi forse è stato un passo indietro rispetto alle altre partite, però se fosse sempre così portare a casa i 3 punti magari per il mister non sarebbe così contento, però andiamo avanti, dai.